Come here, ass fuck. Ma torniamo a parlare di noi, di lavoro, società e società al femminile. Come sapete qui a Sisien ci occupiamo sempre di questioni di genere, perché se no le mie autrici mi fanno due palle così, e quindi io sono obbligata e costretta a parlare di stereotipi di genere, e non mi va neanche che si pensi che le donne parlano solo con le donne. Infatti io con le mie autrici non ce parlo ed è per questo che mi odiano. E stasera abbiamo con noi l'autore del libro Io femministo, come ho imparato ad avere torto, lo scrittore e saggista femminista Ireno Zerbini. Ireno, buonasera, Vedi, siamo costretti tutte le volte a fare sta marchetta del libro tuo, lo facciamo vedere così se togliamo sta piaga. Io la ringrazio tanto per l'invito, Michela, e buonasera, buonasera anche io la ringrazierei, non me l'hanno imposto affatto, comunque. Grazie comunque. Me vuole dare del tuo oppure sempre sta pagliacciata del lei? Io continuerei sulla cosa del lei per sensibilizzare al linguaggio che favorisce sempre il maschile, mentre invece il lei, oltre ad essere proprio femminile, indica anche rispetto. Infatti io rispetto la sua scelta di darmi del tu, mentre le do del lei. Comunque mi fa sentire a mio agio. Donna che pippone, Irene, ogni volta mi fa voglia di essere un incel quando la sento. Io sono una donna, ma lei mi attacca dei treni, vabbè, vada avanti. No, è che volevo dirle che questa cosa mi mette molto a mio agio in realtà, nonostante insomma la sua verve, perché mi fa sentire che possiamo avere un buon rapporto come due buone amiche. Ma come amiche? È la stessa cosa del linguaggio, vede? Quando un uomo e una donna hanno un rapporto di amicizia si dice amici al maschile, favorisce sempre il maschile, vede? Invece è meglio il femminile. Vabbè, senta, oggi lei è con noi perché lei è portavoce di una battaglia culturale importante, no? Sì, Ci sì, dice infatti quale? io oggi ho portato qui un pacco di assorbenti per protestare contro la tampon tax, perché non è giusto che noi uomini paghiamo le lamette con l'IVA al 4%, mentre gli assorbenti sono al 22%. Oh, meno male, quando parliamo dei soldi ci troviamo, Su, è bello, perché basta parlare di simbolismi. No, guardi che questa invece, Michele, è proprio una battaglia simbolica, perché è proprio colpa delle lamette se gli uomini continuano ad avere un carattere così duro e cavernicolo. I maschi dovrebbero prendere esempio dagli assorbenti. Tipo, che vuol dire? Ma perché la lama simboleggia la spada, la guerra, il sangue, l'uomo che domina con la violenza, invece li vede gli assorbenti quando sono morbidi, sì, pacifici. credo. E per forza, guardi, non sono per niente minacciosi. Se io provo a tagliarmi le vene con l'assorbente, che succede? No, ma è proprio Niente. una questione di usi, cioè non è che lei mi fa niente e lei se lo può fare all'infinito, non le succederà mai niente. Certo, perché sono migliori, sono più inclusivi, infatti si adattano a tutte le forme di tutti i vari tipi di corpi, poi sono molto poetici perché hanno le frasi, quelle tipo, credi in te stessa e nessuno ti fermerà, sono molto belli. E poi hanno proprio il fatto di essere veramente molto, molto, come dire, accoglienti, comodi, ti danno proprio energie positive, sono talmente inclusivi che ne indosso uno anche io in questo momento. Beh, mi sembra un po' eccessivo, però. Ma no, perché proprio, vede, il bello del mondo femminile che va bene anche ai maschi. In questo momento io seduto sulla sorbente sono proprio a mio agio. Pensi che sarebbe successo se io mi fossi messo una lametta là sotto? No, guardi, non ci voglio pensare, andiamo avanti. Ma invece lei che ne pensa degli assorbenti lavabili? No, che orrore, via, via. O esce lei o butta sta assorbente, mi fa uno schifo quella roba. Ma secondo me sa perché sono così divisivi? Perché li fanno con questi disegnetti, queste grafiche un pochettino ostili. Ma sembrano poi dei peli, fanno schifo, sta roba pseudo-ecologica comunista, orrore, via, Secondo via. me bisognerebbe promuoverli meglio, soprattutto fra le neoadolescenti, magari con delle grafiche delle principesse dei cartoni animati. Fermo? Ah, perché adesso le adolescenti devono piacere le principesse, no? E se a me per esempio mi piace il calcio, e se io voglio, che ne so, la faccia di Francesco Totti su un assorbente perché io lo amo, No, non si può avere? Sì, non si può avere, certo, va benissimo. Sì, Ah sì, no, sì. non si può avere? No, non si può Allora avere. lei ora si può sa che avere. fa? Adesso Che lei mi fa un crowdfunding dove lei dona 5.000 euro, Adesso la regia, me lo inquadra. 5.000 euro per questo crowdfunding per con gli assorbenti con le facce di Francesco Totti. Me lo fa? 5.000? Sì, va bene. bene. Anzi no, 10.000, Tutto bene? 10.000, sì. Sostengo, sì, sì. va C'è bene. qualcosa che non va? No, posso avere un abbraccio? No. Arrivederci a Ireno Zerbini, a mai più. Grazie.